Ben ritrovati dalla redazione. Alla fine è arrivata l'ordinanza sindacale, preso atto che nella zona tra Piazza del Perugino e Piazza Garibaldi a Trieste si sono verificati episodi di violenza con il coinvolgimento di diverse persone da parte degli avventori in prossimità dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali ed artigianali e in considerazione di quanto espresso nel Comitato d'Ordine Pubblico e Sicurezza del 15 maggio 2024, il sindaco Roberto Di Piazza ha ordinato che per 45 giorni nell'area compresa all'interno del perimetro formato da Piazza Garibaldi, Viale D'Annunzio, Via Limitanea, Via Donadoni, Via Matteotti, Via Manzoni, Via Pascoli, la chiusura dei pubblici esercizi delle attività commerciali con vendita di alimentari, dei distributori automatici di prodotti alimentari e delle attività artigianali per attività di vendita di prodotti alimentari sia fissata alle 23:30 con divieto di riapertura fino alle 6. Dalle 22 alle 6 è fatto inoltre divieto a chiunque di detenere e consumare bevande di qualsiasi genere in bottiglie o contenitori di vetro, ovvero in lattine di alluminio su area pubblica o privata ad uso pubblico. Monfalcone, un fine settimana, quello appena trascorso, dedicato ai controlli straordinari del territorio da parte della Polizia Locale e dei Carabinieri della Compagnia di Monfalcone, che con un'operazione congiunta ha consentito di effettuare verifiche in diversi appartamenti, riscontrando che 16 stranieri, pur avendo mantenuto la residenza anagrafica in città, sono risultati di fatto irreperibili, operazione che quindi ha fatto scattare le procedure di cancellazione dei registri anagrafici nei confronti degli stessi. 15 gli appartamenti controllati da parte di 5 agenti di polizia locale e 8 militari, verificando i documenti di 77 persone. Grave incidente in Slovenia, una moto e un camion si scontrano e la passeggera del mezzo a due ruote, una donna di 66 anni, perde la vita. Ferito il conducente 69enne, è successo nella giornata di lunedì nella strada tra Planina e Unez vicino a Postumia. Sul posto la polizia di Capodistria. I due occupanti della moto sono caduti mentre affrontavano una curva e sono scivolati nella corsia opposta nella quale passava in senso contrario un camion guidato da un 59enne di Lubiana. Un cucciolo femmina di Tursiope è stato trovato morto tra gli scogli di Muggia, proprio sotto l'obelisco di Punta Sottile. Lo comunica l'area marina protetta di Miramare. L'animale aveva meno di un mese di vita, ignota per ora la causa della morte, al vaglio dei veterinari dell'Università di Padova, a cui è stato consegnato l'animale. Per i risultati dell'autopsia sarà necessario attendere intorno ai 2 o 3 mesi. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata: cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio sulla zona montana possibili rovesci o temporali isolati, specie verso il Cadore, dove qualche temporale potrà essere localmente forte. Soffieranno venti a regime di brezza, caldo afoso in pianura nel pomeriggio, temperature minime in pianura fra 19 e 22, le massime fra 32 e 35 gradi, sulla costa minime fra 23 e 26, le massime fra 29 e 32 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi.